una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti, buon anno, prima puntata del 2017 che purtroppo dedichiamo ancora ad un problema che ci siamo inevitabilmente trascinati dall'anno precedente, quello delle migrazioni, dell'accoglienza. I fatti di cronaca degli ultimi giorni lo hanno riportato alla ribalta, c'è anche, almeno così sembra in apparenza, la volontà di cambiare qualcosa, una svolta, se non altro, almeno a parole. Ne parliamo stasera a TV7 Match, parleremo della giovanissima vittima, questa 25enne ivoriana che era arrivata da qualche mese in Italia e che ha perso la vita, sembra per cause naturali, comunque un malore, un'embolia polmonare bilaterale in un bagno della ex base militare di Conetta. Ne parliamo con gli ospiti che ho in studio, ve li presento subito. Allora, alla mia sinistra Giovanni Paglia, un parlamentare di Sinistra Italiana. Buonasera. Buonasera. E grazie di essere qua nei nostri studi. Al suo fianco Antonio Seraino, sì, è corretto l'accento, certo. Rappresentante dell'UGL Polizia di Stato, Sindacato di Polizia del Veneto. Buonasera a tutti. Grazie anche a lei. Il nostro editore, buonasera Ermanno, e grazie anche a te. A suo fianco Sara Moretto, parlamentare del Partito Democratico, che fa parte della commissione d'inchiesta sui migranti, commissione parlamentare d'inchiesta. Buonasera onorevole, grazie anche a lei di essere qua. Al suo fianco Lele Roncolato, rappresentante di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Buonasera. Allora, dicevo un'accoglienza che uccide, Paglia, è esagerato o... Ma noi in Italia non abbiamo un modello di accoglienza, noi abbiamo purtroppo un caos a livello di accoglienza, perché abbiamo accanto a dei sistemi che funzionano come lo SPRAR, come il cosiddetto modello di accoglienza diffusa, che dovrebbe essere quello in teoria in vigore in tutte le zone d'Italia, cioè un modello che prevede che dopo l'identificazione i migranti, i richiedenti asilo vengano inviati in piccoli gruppi a risiedere all'interno di abitazioni o comunque di luoghi in cui possano stare e poi essere accompagnati verso l'integrazione attraverso corsi di italiano, eccetera, eccetera. E questo è quello che dovrebbe essere, dopodiché però accanto abbiamo dei veri luoghi bui come Kona, insomma, in cui siamo in un modello completamente opposto, cioè grandi campi in cui le persone sono di fatto, se non recluse, abbandonate a se stesse, private dei diritti più elementari, lontane da qualsiasi possibilità di integrazione. Questa cosa non si può chiamare accoglienza. Certo, non è neanche più accettabile, sicuramente. No, ma non lo è mai stato, è costosissima per lo Stato, priva di effetto, umiliante per chi la subisce e non può essere, diciamo, portatrice di alcun tipo di integrazione positiva perché non viene nemmeno proposta. Ecco, tra l'altro lo vediamo nelle immagini, si tratta di luoghi che sono veramente persi nella campagna dove non c'è nulla. Questi ragazzi per lo più giovani si ritrovano veramente come dei reclusi in un ghetto. Onorevole Moretto, è una soluzione che ormai sta stretta questa, no? Beh, certamente la soluzione di Conetta sappiamo benissimo che è nata come soluzione, diciamo, di risulta, di seconda scelta, insomma, rispetto all'impossibilità di questo modello dell'accoglienza diffusa che non si è riuscito ad applicare per vari motivi nel nostro territorio, ed è evidente che quella non è la soluzione ideale. Si incrocia ovviamente con delle strutture che non si prestano ad accogliere delle persone, si presta anche con dei tempi che sono assolutamente inaccettabili rispetto agli esiti delle richieste di queste persone, quindi siamo tutti convinti che questa non sia la strada, ma che il modello che il Ministero e i comuni avevano disegnato nel 2014 rimanga il modello ideale, ma che ci siano ancora molte cose da fare per realizzarlo. Senta, più volte è stato detto sono delle bombe ad orologeria, però di fatto solo ora si è iniziato, adesso hanno trasferito un centinaio di migranti che erano spostati a Conetta, li hanno portati via, ma poi di fatto è poca cosa.
Beh, diciamo che non è che di queste situazioni ci si accorge ora e a causa purtroppo di fatti tragici come quelli appunto della povera Sandrine. Su Conetta e sulle situazioni simili a Conetta ci si occupa da tempo. In commissione d'inchiesta abbiamo avuto modo di visitare nel nostro paese situazioni analoghe purtroppo a quelle di Cona, quindi non è che la politica si sveglia ora rispetto a queste situazioni. È ovvio però che la soluzione immediata, alternativa a queste situazioni non c'è, anche se devo riconoscere che il ministro Minniti ha già dato, mi pare, un'altra marcia e un altro ritmo, ha affrontato di petto quello che rimane uno dei problemi più grossi da risolvere nel nostro paese. Roncolato, voi di Fratelli d'Italia vedete questo cambiamento, no? O no? No, cambiamenti non ce ne sono. Abbiamo Conetta e la vicina Bagnoli a pochi chilometri. Conetta 1400 profughi adesso, perché i centri li hanno trasferiti, 1400 profughi, 190 abitanti. Abbiamo una cooperativa che gestisce, che prende 15 milioni di euro, 15 milioni di euro all'anno, sono 900 euro immigrante per 1400 persone mensili. Ci sono questi ragazzotti che sono in giro tutto il giorno. Sono stato lì a Cona, c'è stata anche nella vicina Agna dei casi dove sono andati a rubare dei superalcolici negli alimentari ai supermercati, e sostanzialmente noi abbiamo sempre detto che quella era una vera e propria polveriera, perché non si può ammassare delle persone umane all'interno di tendoni da pochi centinaia di metri quadri. Noi siamo stati lì dentro, su 450 metri quadri di tendone ce ne stavano circa 400-500 all'interno, quindi erano ammassati veramente come bestie. Logicamente non si può andare avanti così. Vogliono fare adesso questo modello SPRAR che, da come è scritto, potrebbe anche andare bene, però per chi ne ha diritto. Chi non ha diritto deve andare a casa. Certo, beh, dopo parleremo anche di questa accoglienza diffusa che viene riproposta in questi giorni dal prefetto Morcone, ma ci saprà qualcosa di più la prossima settimana in conferenza Stato-Regioni, quando sarà presentato in maniera più dettagliato il piano. Professor Casen, la nostra forse non è un'accoglienza mortale, ma non è accoglienza. Ma non so cosa sia, perché chiamarla accoglienza o comunque chiamarlo salvataggio, chiamatelo quello che volete, non rappresenta assolutamente niente. Siamo fuori completamente da qualsiasi rapporto umano con queste persone. Non voglio entrare nel merito se lo meritano o non se lo meritano, perché sono venuti, perché il mondo gira in questa maniera. Ma siccome c'è qualche politico che si è deliberatamente vantato della nostra accoglienza, evidentemente questi che si sono vantati non sanno quello che sta succedendo. Non vorrei pensare che sapessero, ma non vogliono parlarne e cambiano le carte in tavola. Allora, abbiamo visto degli attentati a Parigi, in Germania, in altre parti del mondo, dove questi signori qui che oggi sono arrivati, che a suo tempo altri sono arrivati in Francia e sono stati trattati molto meglio di quelli che trattiamo noi, quella generazione, la generazione successiva, è una generazione di persone arrabbiate e ce l'hanno su con noi perché non hanno avuto lo spazio e l'opportunità di crescere. Noi stiamo ripercorrendo gli stessi errori, pari pari. Non abbiamo capito nulla. Allora ci vantiamo di accoglienza, imploriamo l'accoglienza e poi facciamo disastri. Stiamo preparando il terreno utile e necessario perché anche in Italia succedono quelle cose che in altri paesi sono successe. Allora, che mi venissero a dire che il nostro sistema di controllo del territorio è tale per cui in Italia non succedono queste cose non è assolutamente vero. Smentisco chiunque.
Tant'è vero che quello che ha fatto l'attentato in Germania tranquillamente passeggiava in Italia e se casualmente non fosse stato fermato avrebbe continuato a camminare per l'Italia e a fare quello che voleva, ma poteva fare quello che ha fatto in Germania, lo poteva fare tranquillamente anche in Italia. Non c'è un metodo. In questo tipo di criminalità diffusa, di terrorismo diffuso, è difficile mettere un sistema che consenta il controllo totale. Quindi non vantiamoci di quello che non c'è. C'è un accordo internazionale che sta nelle segrete di questo paese, dove l'Italia è il ponte e nessuno butterà giù il ponte fino a che il ponte non serve. E l'Italia è un ponte. Quindi l'attentato in Italia non serve all'ISIS o chi altro si vuole vantare di essere appartenenti all'ISIS, anche questo ho grossi dubbi. Quindi non serve che vengano a fare danni qua, lo possono fare tranquillamente in qualsiasi altro paese e peraltro, cosa strana, in Svizzera non succede, in Austria non succede. Quindi sono situazioni ben mirate e mirano a quei territori che hanno interesse a ricattare. E questo è un altro percorso che è difficile da spiegare in 2 parole, ma che sarebbe oggetto di grande attenzione. Quindi attenzione, quello che stiamo facendo, stiamo creando i presupposti per un terrorismo futuro. Antonio Serraino, allora cosa dice di questa? C'è un rischio? Voi come forze dell'ordine, intanto vediamo le immagini, siete impegnati anche oggi, siete fissi fuori della base di Conetta? Sì, esattamente, perché purtroppo adesso la situazione è veramente drammatica e pericolosa. Convengo con l'onorevole Paglia che questo sistema di accoglienza purtroppo non funziona sin dall'inizio, perché volevo anche rilacciarmi al discorso che ha fatto il professore. Noi purtroppo come forze dell'ordine già dall'inizio, faccio un esempio, per esempio quando queste persone che comunque si sono fatte questo viaggio e hanno già, voglio dire, sono già arrivati vincitori perché non hanno perso la vita, perché purtroppo ci sono state anche persone che durante la traversata del Mediterraneo, mi dispiace, però è capitato che la barca è affondata e loro al seguito. E tutto inizia da lì, perché se ci pensiamo per esempio anche a Lampedusa, già il nostro sistema di sicurezza entra in panico. Perché? Perché allo stato attuale, per la forza dell'ordine che chiede le impronte alla persona, si arriva a un limite in cui non c'è la possibilità di imporlo in qualche maniera a tutti quanti, e già lì iniziamo a vacillare come sistema sicurezza, un sistema sicurezza che però poi si ripercuote a livello europeo, perché poi purtroppo dopo i fatti incresciosi della Francia ci siamo resi conto che uno era entrato da Lampedusa, perché? Perché l'avevamo fotosegnalato, quell'altro che stava andando che era passato, voglio dire, per la 27, era stato identificato dalla polizia italiana, polizia stradale, prima dell'attentato, e lui andava avanti e indietro dalla Francia. Quindi già dall'inizio il sistema sicurezza per sicurezza e accoglienza, perché all'interno di tutte queste persone ci sono anche persone che hanno il legittimo diritto di chiedere asilo politico, già dall'inizio siamo in panico. Poi, se dobbiamo anche pensare al fatto specifico di Conetta, noi come sindacato di polizia già 1 anno e mezzo fa l'avevamo detto, proprio all'inizio, attenzione, eravamo andati anche sui giornali, guardate che in mezzo a sta campagna, in questa ex base militare, verrà fuori una polveriera. Purtroppo è accaduto quello che avevamo previsto, perché vedevamo che all'inizio è ovvio che arrivano in 20, 30, 40, 50, un numero comunque che permette anche a chi deve dare accoglienza, cioè la cooperativa, di farcela. Poi a un certo punto l'esplosione, e siamo arrivati purtroppo all'ultimo dato, 1.500, ora 1.400, come diceva appunto lui. Scusami. Però è una situazione che non va bene. Non va bene, bisogna cambiare marcia, speriamo che anche il neo ministro inizi a dare i segnali positivi di cambiamento, perché altrimenti in queste condizioni
convengo col professore che c'è il pericolo concreto che gettiamo veramente le basi anche per l'Italia, che diventiamo anche noi un paese appunto ostile a queste persone. Certo, e quindi la possibilità di radicalizzazione. Ecco, Sì. c'è anche da mettere in evidenza il fatto che quando un migrante non è più all'interno di queste strutture, quando esce all'esterno poi non ha lavoro, ha difficoltà di inserimento, e il caso di Sesto Fiorentino è emblematico anche questo. Sentiamo brevemente questo piccolo servizio di cronaca che riassume un po' quello che è successo. Eccoci a raccontare l'ultima tragedia di questa accoglienza fallimentare. A Sesto Fiorentino va a fuoco un capannone industriale dismesso, occupato da un centinaio di immigrati. Un giovane somalo muore e ci si accorge, improvvisamente, di quello che è sotto gli occhi di tutti. Altro che modello Toscana, altro che accoglienza diffusa. Questo sistema è una bomba d'orologeria. La sconfitta sta in quest'ultimo immigrato somalo morto la notte scorsa, nelle proteste inascoltate dei cittadini per una situazione denunciata da anni. Non si può. Stamattina la rabbia di chi abitava in quel capannone distrutto dal fuoco si è riversata davanti alla prefettura di Firenze. Seduti per terra hanno protestato, sono immigrati usciti dal sistema di accoglienza che non trovano alcuna collocazione. Nulla, perché diventa sempre più difficile controllare quella che molti non esitano a definire un'invasione che questo sistema non riesce a gestire. Allora, c'è da dire che anche oggi ci sono state delle proteste, questa volta di simpatizzanti dei centri sociali a Venezia davanti alla prefettura contro la gestione che hanno definito sospetta del centro appunto di permanenza e accoglienza di Cona. Secondo gli attivisti, dopo la morte di Sandrine, era prevedibile la protesta dei circa 1.300-1.400, quelli che erano i profughi ospitati. Come si diceva, una situazione esplosiva, è bastato il gravissimo fatto di cronaca per far scattare l'insurrezione legata un po', come dire, la contestazione per i soccorsi che non sarebbero stati tempestivi, ma anche forse poi le proteste anche per quelli che sono le dinamiche interne di un posto che raggruppa persone di etnie, religioni e quant'altro diversi. Paglia? No, però guarda, io sono stato 3 volte nell'ultimo anno e mezzo dentro Cona. Lì il punto non è che ci sono persone di etnie diverse, lì il punto è che c'è una situazione assolutamente invivibile, cioè chiunque arriverebbe ad un limite di sopportazione, perché io ci andai però a Bagnoli non succede però. Ma a Bagnoli sono condizioni diverse però, Cioè, Bagnoli non sono nelle tende, cioè Bagnoli non è una tendopoli, Bagnoli non è senza acqua calda. Sono 900 persone comunque, 800, sì, ma non è... 900. Cioè, su questo bisogna che abbiamo un po' di chiarezza. In Emilia-Romagna, per esempio, c'è una struttura che è l'Hub di Bologna, che in termini di numeri di persone soggiornanti è paragonabile a Bagnoli, su per giù, arriva alle migliaia, ma ci rimangono per 1 o 2 settimane al massimo in attesa di entrare nel circuito dell'accoglienza diffusa. Non rimangono lì. Lì c'è l'identificazione e c'è la destinazione. È un posto assistito. La regione Emilia-Romagna ha messo all'interno una struttura sanitaria adeguata, c'è un RX torace che è in grado anche di verificare le condizioni sanitarie di tutti, e poi si entra in un percorso diverso, che vuol dire anche cooperative più piccole che gestiscono, quindi non c'è un modello di business, diciamo, legato. Queste sono scelte però di cui si deve far carico lo Stato centrale, ma di cui si fanno carico, bisogna dirlo, anche gli enti locali, perché se gli enti locali decidono, come è in parte anche in provincia di Venezia, che nessuno vuol farsi carico di niente, lì c'è una doppia responsabilità degli enti locali che non vogliono farsi carico di nulla e di una prefettura che accetta questo stato di fatto e per non disturbare nessuno crea una cosa insostenibile come Cona. Io quando andai a novembre era ancora abbastanza caldo, ma me ne andai via esattamente con, diciamo, la convinzione che quella condizione lì, appena si fossero fatte temperature più rigide, una condizione sarebbe esplosa in termini, se non, diciamo, di ordine pubblico, fra virgolette, certamente in ordine di condizioni sanitarie, perché cioè, tu immaginati cosa vuol dire avere dei bagni dentro dei prefabbricati
con un boiler che deve riscaldare l'acqua, un boiler poco più grande di quello che posso avere io in casa mia e che deve servire per le docce di 100 persone? Cioè, e tu questo lo metti con la temperatura a 10 gradi sotto zero, ma di cosa stiamo... Le persone hanno dei bisogni minimi che devono essere garantiti sempre, perché altrimenti ti dicono quello che ti dicono. Le persone dentro Conan ti dicevano esattamente questo: abbiamo freddo, non c'è acqua calda, di conseguenza siamo tutti malati, non c'è assistenza sanitaria. Cioè, non è che lamentino... Lei ha avuto modo di verificarlo questo oppure quando... Assolutamente sì, ma la prima e la seconda volta, ma ripeto... Cioè quindi l'assistenza sanitaria com'era garantita? L'assistenza sanitaria? L'assistenza sanitaria, c'è un prefabbricato con dentro un medico di giorno, uno, e delle file fuori di decine e decine di persone. Quindi nella prassi questo vuol dire che anche il miglior medico del mondo, anche diciamo il più generoso, quello che sia, ma che tipo di visite può fare? Cioè, quando hai continuamente persone che ti vengono a dire che stanno male, ma ripeto, siamo ammalati noi che viviamo diciamo in case confortevoli, cioè, lì concentrazione grande di persone, condizioni di vita, la gente, persone, è normale che si ammalino. Un medico, se si esce dal di lì, vengono messi in carico ai medici condotti del comune ospitante. Allora, un comune di 3.000 abitanti che con gli stessi medici di prima, gli stessi medici di base di prima, si ritrova improvvisamente ad avere un sovraccarico di altre 1.500 persone. Anche lì poi è ovvio che tutto questo, che è il contesto, quando una persona muore perché dice io avevo segnalato di stare, questo sembra ormai abbastanza evidente, segnalato di stare male, viene sottovalutata la cosa, ma ovviamente per questi grandi numeri la sottovalutazione è facile, e poi succede il dramma, e davanti a questo ovviamente uno non può più stare fermo, non può stare zitto. Cioè, io ho detto, quello non è stata una rivolta, è stato, come dire, dal mio punto di vista, accendere un faro sulla propria condizione, cioè è un grido d'allarme quello. Che certo. Infatti è stato raccolto. Paradossalmente l'Italia ha cominciato a parlare di Conan, non mi pare che ancora si sia mosso diciamo, il governo in massa per risolvere la questione, però ripeto, anche gli enti locali attorno bisogna si facciano carico del problema, perché dove il modello funziona meglio come in Emilia, e funziona meglio per questo, perché c'è collaborazione fra tutti i livelli, allora quella cosa va risolta rapidamente, perché sennò fra un mese siamo a capo, non perché muore qualcun altro, spero, ma perché tu una risposta la devi dare. Ecco, oggi noi abbiamo incontrato anche l'avvocato, il legale che sta seguendo il compagno, il marito di Sandrine, lo sta accompagnando innanzitutto perché gli vengano garantiti alcuni dei diritti, quindi si parla del funerale, della tumulazione della salma che vuole che venga fatta qua in Italia, ovviamente non a Conetta, ma stanno anche sollecitato, hanno già sollecitato ulteriori esami. Sentiamo Aurora D'Agostino che è dell'associazione, l'avvocata che è dell'Associazione Giuristi Democratici di Padova. Ascoltiamo. La situazione è ovviamente in fase di indagini, stanno facendo tutti gli accertamenti autoptici ma anche l'acquisizione, che è quello che abbiamo richiesto, di tutti i dati sanitari sparsi per le varie ASL, perché Cona Padovana si trova a un crocicchio diciamo di ASL, quindi a seconda dell'operatore, del momento, del tipo di analisi eccetera, gli immigrati vengono, i richiedenti asilo che sono lì vengono accompagnati o a Chioggia o a Cavarzere o a Piove di Sacco o a Padova, e quindi siccome sappiamo che Sandrina è stata visitata e sottoposta anche a esami strumentali parecchie volte, una ventina dice il marito, ma insomma che siano tra le 10 e le 20, comunque molte volte, abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto anche senza nessuna difficoltà dalla Procura di Venezia che vengano acquisiti questi dati per capire se quello che è avvenuto era in qualche maniera prevedibile, se c'era qualche avvisaglia, perché a quanto pare non c'era. Cioè il marito dice che non aveva avuto disturbi, quantomeno disturbi significativi, insomma, dal punto di vista di quello che poi è avvenuto. Lui chiede un funerale e una cerimonia dignitosa e credo che ne abbia pienamente diritto. Lui vuole che Sandrina venga sepolta qui perché qui avevano deciso di stabilire insieme, cercare di fare insieme una nuova vita,
e lui ha detto voglio rimanere e voglio poter andare a trovarla, poter seguire tutta la vicenda anche nel futuro, andare a trovarla. Stiamo quindi cercando di accontentare Mohamed in ordine a questa sua legittima richiesta. Non è semplice, non è così semplice come pare, primo perché la ragazza Sandrine era protestante e ovviamente perché Mohamed non ha agganci e non è in grado di muoversi da solo, ma soprattutto perché Sandrine, questo è uno la beffa della situazione, Sandrina non ha una residenza e quindi non è formalmente residente da nessuna parte, non c'è nessun comune che è tenuto alla sua sepoltura. Ecco, questo dunque è quello che ci ha raccontato l'avvocato Aurora D'Agostino. Per Sandrine in questo fine settimana sono in programma mi pare delle manifestazioni a Conetta. Una di queste dovrebbe raggiungere anche la piazza di Agna, se non sbaglio, Roncolato. Guarda, io di questa cosa qui di Agna non ne sono informato, volevo solamente precisare però, e questo l'abbiamo saputo il giorno seguente, il fatto di Sandrine, che l'allarme è stato dato 3 ore dopo il decesso, perché è stato fatto l'autopsia sul corpo della giovane ragazza. Quindi anche gli immigrati stessi che protestavano per il mancato arrivo dei mezzi di soccorso, che poi comunque l'ospedale, in questo caso di Pieve di Sacco, avevano detto che avevano risposto tempestivamente, in pochi minuti erano lì, però il decesso è stato constatato 3 ore prima di quando è stato segnalato il fatto. Se non so di chi può essere la colpa, se adesso qui ci sarà un'inchiesta poi che stabilisce, esattamente, che deve stabilire quello che è avvenuto realmente. Il problema è comunque questa è una delle ipotesi che si sono avanzate, cioè sì, sono state delle lamentele comunque questo è il dato certo che noi abbiamo in questo momento. Risposte da parte del governo in questo momento non ne sono ancora arrivate, perché comunque vediamo come siamo ridotti, cioè 100 profughi trasferiti non sono nulla, e quindi ripeto che bisogna velocemente risolvere questa questione, perché non è possibile che 1400 persone siano messi così. E poi vorrei capire di queste 1400 persone quante ne abbiano veramente diritto a rimanere qui in Italia, perché anche il caso di Sandrine, quello è l'altro aspetto. Il caso di Sandrine, dispiace che una persona perda la vita, che magari si poteva anche salvare, però era una cittadina ivoriana in Costa d'Avorio, guarda non ce ne sono, cosa ci faceva Sandrine lì? No, guarda non ce ne sono, e vorrei sapere cosa ci faceva Sandrine lì. E quindi alla fine noi abbiamo persone che nemmeno il 3% ne hanno diritto. Dopo vedremo, abbiamo anche i numeri dei richiedenti asilo e di quelli che sono stati accolti nel 2016. Moretto, allora, il Roncolato dice che il governo doveva intervenire subito. Voi come commissione d'inchiesta sarete a Conetta la prossima settimana. Esatto. Beh, è evidente, come commissione d'inchiesta abbiamo un compito di indagine, come Conetta, come dicevo, stiamo visitando anche altri luoghi, di quindi fare un po' il quadro del sistema di accoglienza attuale e proporre quindi delle soluzioni. È evidente che per risolvere immediatamente la situazione di Conetta bisogna individuare un altro modo dove queste persone possano attendere l'esito delle loro domande. Quindi non è che se io sposto 1500 persone da Conetta e le metto in un altro posto ho risolto il problema, ho creato lo stesso problema da un'altra parte. Quindi è evidente che le cose vanno risolte avendo un quadro organico rispetto alla situazione, e penso anche che molto nasca da una serie di problemi che si incrociano, che si incastrano. Per esempio il fatto che il numero di persone diventi così elevato anche perché i tempi che sono necessari per la risposta sono eccessivamente lunghi.
A questo proposito si sta valutando la possibilità di professionalizzare le commissioni che valutano le richieste e fare in modo che l'esito di queste commissioni sia definitivo, perché in questo senso sappiamo che tutti i ricorsi finiscono nella giustizia ordinaria e questo prolunga i tempi. E rispetto alla valutazione delle persone, io ricordo che per diritto internazionale, e dico anche giustamente, le richieste vanno valutate in forma singola e personale. Non si può dichiarare che tutti coloro che vengono da un paese non hanno diritto alla protezione, perché la protezione è relativa ad una condizione personale, a dei rischi che la persona vive in quel momento. Io penso che non si possano chiudere gli occhi rispetto alle difficoltà e ai problemi che il sistema di accoglienza attuale, che tra l'altro dobbiamo dircelo è lo stesso che aveva utilizzato il governo precedente nell'emergenza 2011 con ministro Maroni, con la semplice differenza, visto che prima si parlava giustamente anche di costi da più parti, con la differenza che mentre allora il costo per l'accoglienza di un richiedente asilo era 45 euro al giorno, oggi è 35 euro al giorno per lo stesso sistema che non funziona e che va migliorato. Però insomma cerchiamo anche di mettere un po' in ordine le idee rispetto a queste cose. Professor Casa, prima di andare in pubblicità, nel servizio che abbiamo ascoltato prima sul somalo morto c'era questo problema, no? È quasi meglio se il migrante resta nel campo in attesa piuttosto che effettivamente abbia una risposta in tempi rapidi. Se esce poi finisce nelle maglie. Allora, mi pare che questi fatti che succedono non insegnano nulla. Non c'è una reazione da parte di chi. Allora c'è soltanto uno scambio continuo, uno scaricabarili da una figura che può essere il prefetto a un comune, a una regione, a altre persone che in qualche maniera possono prendersi carico o non volersi prendere carico del problema. Ma non c'è un progetto dietro. Cioè abbiamo un'invasione che è di centinaia di migliaia di persone ogni anno, no? E non sappiamo cosa fare. Allora ci sono degli enti, cioè delle zone, dei presidi che si sono volutamente e intelligentemente organizzati, ma mica dappertutto. Poi anche quelli che escono da queste zone, che può essere Bologna piuttosto che altri centri di accoglienza, quando escono, è quello appunto la risposta alla domanda, che fanno? Allora abbiamo dei dati che magari se dopo riusciamo a vedere, che c'è una concorrenza, tra virgolette, sleale, tra quelli che sono i nostri lavoratori autoctoni, cioè gli italiani che hanno bisogno di andare a lavorare, e queste persone che naturalmente per necessità si offrono a qualsiasi tipo di lavoro, a qualsiasi prezzo e a qualsiasi stipendio. Vediamo, dovremmo avere la grafica, la possiamo mostrare, direi, sì. No? Così la commentiamo un attimo. Questo problema che è importante, non è soltanto non sapere gestire l'accoglienza, vuol dire anche non sapere esattamente come sta andando l'economia e quale apporto questo tipo di figure possono dare o non dare in questa economia che va sempre più verso la crisi. L'impoverimento dell'Italia non riesce a dare questa accoglienza che è necessaria a queste persone. Allora io vorrei un attimo capire, ci vorrebbe una figura responsabile, ma non il Ministro degli Interni. Il Ministro degli Interni ha mille cose. Noi siamo il paese delle mafie, delle 'ndranghete e di tutto il resto. Quindi non possiamo assolutamente affrontare questo problema con il Ministero degli Interni, ma creare delle figure. L'altro aspetto che non riesco a capire, che funzione hanno i prefetti? Perché non ho ancora capito. Questi dislocano le persone con criteri che non si capisce, perché non credo che ci sia una interconnessione tra i vari prefetti, tant'è che recentemente a Venezia è stata fatta una riunione per prendere una decisione collettiva, ma adesso, dopo 15 anni che c'è il fenomeno,
come ricevono gli ordini dal Ministero degli Interni o da quale Ministero dipendano ogni volta? E come si connettono poi sul territorio per far capire che questa cosa è organizzata e quindi ne beneficiamo tutti e non è che dobbiamo danneggiare taluni per avvantaggiare altri? Questo è il punto. L'altro aspetto poi che non capisco, se in una famiglia ciascun componente della sua famiglia spendesse 35 euro a testa, 4 persone sarebbero minimo 4.000 euro. Ora chi guadagna 4.000 euro sono pochi, penso che la maggior parte guadagnano qualcosa meno. Allora c'è una sproporzione. Seconda cosa, spendiamo 1.000 euro a testa. Come li spendiamo? L'abbiamo visto. Quella è accoglienza, allora c'è qualcosa che non mi torna. I conti non tornano rispetto all'accoglienza. Certo, diventa... E sto parlando di alcune situazioni, poi magari ce ne sono delle altre che io non conosco, che invece funzionano bene e vengono investiti degnamente. Ma questa gente che viene e viene messa dentro in questi campi di concentramento, no? Non viene né insegnata una lingua, né insegnato un mestiere, né insegnata quella che era il nostro modo di vita, la Costituzione, le regole fondamentali, no? Salvo eccezioni. Ma questo soprattutto a sud, dove la mafia ci naviga alla grande, perché parliamo di decine di milioni di euro in un centro come quello che stiamo analizzando oggi, 1.400 per 30 euro per 360 giorni, vediamo quanti milioni sono. È giustificato? C'è qualcosa che non funziona. Io vorrei il responsabile, perché se c'è un responsabile, nel momento in cui sbaglia lo sposto e ne metto un altro. Ma che tutti siano responsabili e non sia responsabile nessuno, questo è il sistema tipicamente della politica italiana e non va accettato, ripeto, perché stiamo investendo miliardi in forma negativa, cioè stiamo creando dei delinquenti che magari non lo sono, perché per sopravvivere, quando usciranno da questi centri di accoglienza, di che cosa campano? Salvo eccezioni meritevoli, perché ne ho visti molti che fanno lavori dignitosi, ma non sono la maggioranza. La maggioranza che io vedo non è questa e che conosco non è questa. Ok, allora andiamo in pubblicità, ma torniamo subito, andremo a vedere e anche a sentire come è organizzato un po' il campo di Conetta, tra poco.